In diretta dalla sala B di Via Asiago in Roma, viva Radio 2, il grande varietà radiofonico. Fiorello e Baldini. Buongiorno, eccoci in iniziamo subito con una risata. Sì. Una risata vi seppellirà, disse qualcuno. Un saluto a Bibi Ballandi, il produttore dei produttori, che ha fatto il suo esordio su Rai 1 l'altra sera. Ormai è divo televisivo. Fatti vedere, Bibi, fatti vedere dal pubblico. Eccolo là, Bibi Ballandi, l'uomo di Sasso Marconi. È vero, il leone di che Sasso dirige le redini e le fila della Rai. Così dicono, no, scherzo, sennò poi dopo bene, abbiamo fatto subito, questo inizio pomposo e poi dopo calma. Manca il vino, c'è però. Un autore, manca a morire qua vivo. Non ci hanno portato lì i fogli. Il vino, soprattutto. Tanto diciamo che oggi gli ospiti, anzi l'ospite ha avuto un incidente, però tranquillizziamo la famiglia, tutto a posto, non si è fatto niente, si è rotta giusto la macchina e quindi arriverà in ritardissimo, ci dicono oggi, Gianni Morandi, perché lui purtroppo si è rotta la macchina, ma lui arriverà. Poi Gianni Morandi ha una particolarità, lui viene da Bologna, ma si fa lasciare a 42 chilometri circa da Roma per poi venire a piedi e farsi la maratona per i fatti suoi. Esatto. Sì, ma i giocatori adesso dell'Inter lo sanno, sono Bergomi, lo sanno, e poi si giocano col 4-4-4, il 2-2-2-2 e poi l'1, ma loro lo sanno i calciatori che soprattutto la palla bisogna portarla avanti, portarla avanti. E cosa può dire? Berzotto dice? Esatto. Berzotto gliene frega niente. Come ha fatto la nazionale? Sono preso i migliori di ogni ruolo, pensate lì, giocate e fate gol. Esatto, semplice. Allora, vogliamo ricordare che il 1 dicembre sarà disponibile in tutti i negozi dischi il nostro DVD che si intitola Fiorello e Baldini visti da dietro. Tra l'altro ho visto la copertina meravigliosa perché c'è una sorta di cartone. Sì? Noi siamo due cartoni, siamo cartoni animati, le teste sono le nostre, ma i corpi sono disegnati, per cui siamo quasi a culo nudo, diciamo, però è disegnato con i peluzzi. Con i peluzzi, sono tutti peluzzi fatti peluzzi. Ancora, ecco. Quindi prenotatelo. Sì. Dicevamo, l'ospite Gianni Morandi arriverà tardi, abbiamo qua il suo CD, è arrivata Susan, la sua producer. C'è anche il libro. C'è anche fatto il libro. Il libro? Un libro bello. Il tempo migliore, degli aneddoti dentro. Certo. Ci sono dei brani di Gianni Morandi meravigliosi, il tempo migliore da qui all'eternità. E poi c'è un miracolo, se è bella vita, adesso tocca a lui. E poi io non posso fare la dietrologia di questi titoli. No, perché sennò figurati. Ogni volta che si apre una porta io penso che sia lui l'eterno ragazzo, ma invece non è. Per poco oggi dall'eterno si andava all'eterno. Invece è andata bene, ringraziamo il Signore. Bene. Allora, ho notato una cosa, non abbiamo i quotidiani qui oggi, non abbiamo quotidiani. Non ci sono quotidiani, perfetto. Oggi un'organizzazione spettacolare da parte dei nostri autori, Cassini non c'è. Dirisio e Bozzi che dormono tutte e Bozzi due. Fra l'altro ci preoccupa. Scusate, ve lo dobbiamo dire, quando lavorate bene, ma adesso vi state facendo i fatti vostri. Bozzi ci preoccupa. Mi date Repubblica, per favore. Dateglielo un attimo, dai. Repubblica, perché c'è una cosa strana, non so, oggi l'avranno notata tutti. Cioè? E siamo arrivati. Repubblica, tutti i pezzi non sono firmati. Non c'è una firma, cioè non c'è. Chi l'ha notato? Nessuno legge le. Nessuno ha notato sta cosa qua. Non è firmato, guardate, la vignetta di LK. Sì. Non c'è. C'è la vignetta ma non c'è LK, non c'è scritto LK. Guarda, fai caso. L'articolo questo qui, a caso, ecco, vedi, questo della Turchia, finito le penne, Papa. che ti devo dire? C'è solo uno ha firmato, che si chiama Timothy Garton Ash. Non so manco chi è. Boh, lo sai? no, non lo so. Istanbul, occupata Santa Sofia, quella roba lì. Molto nessuno si firma? Nessuno è firmato. Allora possono scrivere quello che vogliono. Io ho il numero di una giornalista di Repubblica, me la chiamate in diretta senza che lei sappia niente? Silvia Fumarola. Fumarola. Come quello. Sì, esatto. Come quello di Amici, te lo ricordi? Così ci spiega, perché sarà una protesta, sai, i giornalisti sono molto agitati sto periodo. Fumarola, provate a chiamarla in diretta. Sentiamo perché non si firmano. Ecco.
Magari sentiva la radio. Pronto? Stavi ascoltando la radio? Pronto? Silvia Fumarola? Sì. Stavi ascoltando Radio 2? No, chi sei? Sono Rosario. Rosario, ciao! Come stai? Sono a casa. Accendi la radio. Accendo la radio? Sì. Sì. E poi fai prova. Aspetta che devo trovarla la radio. Adesso ce l'ha a 2 chilometri. No, non ce l'ho a 2 chilometri, dai. Sai che sembri una dodicenne per telefono? In realtà Ma sì. quella è la Germani che parla male di me. No, non è vero, naturalmente. non è. Non è vero, sì. Hai la radio? Lo 12 aspetta, l'ho accesa. Dove vivi? A Milano? Che è che? Cos'è? Ho sentito un... È una radio vecchia, oh. Accendi? Cos'è? C'è la nuova frequenza? No, dimmi no? dove abiti, Milano dove? Roma. Roma, naturalmente. Ah, Roma, Ah, Roma. 91,7. Sì. Ci sono. Cioè, Metti Radio nova- Maria. Parla, fai. Come Radio Maria? Ti giuro. Ma come Radio Maria? No, allora no. Aspetta, qui si prende... Guarda, mi dicono Radio Maria 95. 91,7. Torna indietro. Gira, facci sentire in noi, gira. Differenziamoci dagli altri. Zitta. Sentiamo cosa c'è. Pensiamoci, ragazzi. Allora, quando senti questo ti fermi. Oh. Senti Radio Vaticana che entra. Vabbè, ma non fai apposta Ma allora. non ti giuro. Prima di Radio Vaticana, vai un po' Vai un prima. po' più indietro. Un po' più indietro. Prova, Ci siamo. Sa. Allora questo dovrebbe pronto, ci sei? Questo dovrebbe è arrivato Cassini, facciamo un applauso. Ciao Riccardo, ben arrivato. Sì, prova. Ti hanno fatto pure un applauso in serio. Ci sei? No. Ok, allora scusa Silvia Butta la Fumarola radio. di Repubblica, avviso ai nostri direttori, questa è la dimostrazione che Radio 2, la RAI, Radio Televisione Italiana, non si prende fa bene. fatica a prendersi Ragazzi, a Roma. Cioè è incredibile. Cioè 91,7, quando uno dice Radio 2 ci dovrebbe andare da sola la radio, Sì, capisci? proprio. Dovrebbe andare da sola la radio a sintonizzarci, non si prende. E c'è chi è che sta muovendo la manopola, non è una deficiente qualsiasi, è una giornalista di Repubblica, quindi saprà pure come si fa a mettere sul 91,7. Aspetta, in che zona sei? In che zona abiti? Provano in che zona abiti? No, io rimango su in che zona abiti? Corso Trieste. Corso Trieste. Allora 91,7. 91,7, c'è niente. Ragazzi, No, prova 91,2. Proviamo un po'. Sta sentendo tutto, sento pure. Tutto, sì. 25 anni. Non siamo noi quelli delle 25. Sai, abbiamo perso 20 minuti di programma Sì, così. a cercare la radio, cercare pensa Radio te. 2. No, ma io sai perché non voglio troncare questa cosa? Perché voglio che i dirigenti della RAI si accorgano di questa cosa. Perché succede, a Milano non ne parliamo. Ragazzi, io sono mortificatissima. Pensa Probabilmente sono invece un caso di giornalista deficiente, probabilmente. non No, metto in dubbio, no, fuma. No, Fumarola. Io non Rola riesco. o fuma la deve chiamare. Mi autodenuncio, che devo fare? Vabbè, poi tanto questo in replica lo tagliamo. Sì, Senti, sì. ascoltami, la replica di stasera lo tagliamo. Fuma, come mai non ci sono le firme su Repubblica oggi? Non ci sono le firme su Repubblica perché c'è una protesta in atto. E perché però non l'avete scritto? Non mettiamo le firme perché protestiamo, è che uno non se ne accorge. Lo sai che qui in sala non se ne è accorto nessuno, scusate se ve lo dico, ma nessuno. Scusa, Fiore, ma c'è un annuncio sul giornale. Ma dov'è? Dove? Guarda che c'è un annuncio sul giornale, che il giornale è uscito senza le firme per una protesta. Dimmi dove. L'annuncio non è firmato. Dov'è l'annuncio? Non si trova. Dimmi dov'è l'annuncio. Non è Dov'è firmato. fatto? La C'è posta un in annuncio, c'è un annuncio del CDR sul giornale, ragazzi. CDR, ma che sta facendo? Ah, ma sul giornale, il giornale? Consiglio di Ma no, redazione. Ah. sul giornale. Vabbè. Vabbè. Scusa, volete fare la vera protesta? La vera protesta sarebbe le firme senza gli articoli, Sì. hai capito? Domani fate il giornale con le firme senza gli articoli, LK senza vignetta, perché sennò così non ne frega niente a nessuno, perché il giornale lo leggono uguale, che me frega da È vero, i necrologi senza morti. Hai fate capito? questo, Ma
Scusa Fuma, se noi... siete una coppia meravigliosa comunque. Grazie. Di fatto, comunque. Ma tu non ci hai mai sentito, ovviamente. Se mi dici di sì, sei buciarda, certo, perché non la prendi la radio. Certo, come la senti? Dal tostapane. Scusa. Puoi provare, metti un minuto. Ma non sai come viene bene con la lavastoviglie? No, in macchina vi prendo. In macchina. Allora vai in macchina, ti prego, Vado in Fuma. macchina e ci possiamo risentire, Va certo. bene, che dove ci chiami? Ok. Era Silvia Fumarola di Repubblica, un saluto e un applauso per la sua simpatia e disponibilità. Signori, 20 minuti di Viva Radio 2 sul nulla, grazie alle frequenze di Radio 2 che non si prendono, non si fa. Allora a questo punto mi devo riprendere. Musica, grande successo, i Camaleoni con una canzone che si intitola Angelo. Un'ora di tempo. Sentite che applauso, incredibile. E su Angelo è entrato Gianni Morandi. Mi sono sentito di morire, ma quando tu mi chiedi Scusate, ma questo applauso che sentite è rivolto a Gianni Morandi, stoppa tutto! Gianni Morandi, caro Baldini, 20 anni di non mi devo drogare. Eccolo qua, caro Gianni, siediti solitamente. Raccontaci subito che cosa è successo. Ciao. Cugia, dov'è? Ero al telefono con lui quando è successo tutto. No, ditemi che è successo veramente, Gianni. No, tu sai che io quando faccio l'autostrada mi fermo dove avevo 2 cani da abbandonare, quindi stavo legandoli al guardrail. A Cantagallo? Proprio mentre stavo lì arriva una macchina, ma addosso. Ma dove, da dietro? Da dietro. Esce il DVD ora, è Gianni Morandi preso da dietro. Come il nostro DVD. Ma t'hanno tamponato, ma porca mia. Bellissimo, poi il cane. A quanto andava? Il cane è rimasto sotto, si è rotto una A quanto andava quello che ti ha tamponato? Ma abbastanza forte. 100. No? Quasi di più, andava a 100. Allora Gianni, siamo contenti di averti qui dopo le nostre parodie che oggi ovviamente non faremo. No. Scusa, devo ma non dire... è mica finita lì. Vai. Perché? Non è finita lì. Perché hai fatto? Perché dopo avevamo dei chiodi, delle bollette. Proprio! Lui continua, beh, fantastico. Incredibile. 100 chilometri più avanti un altro. Però ce l'hai fatta essere qui per le 2:05, devo dire, grazie. Ma che ora dovevo venire? Ballandi mi ha detto vieni quando vuoi, te sei un bastardo. Così ti ha detto? Che bello vederti, hai una giacca meravigliosa. Ti piace? Sì, ti piace, bello, fantastico. Mi piace, sì. Mi piace, sei venuto accompagnato, vuoi presentare i tuoi amici? Dai. Che sono sono venuto con Comaschi e Bartoletti, Marino Bartoletti, come mai da queste parti? e Giorgio Comaschi. Scusate, io di Bartoletti c'ho un ricordo. Fanno è un stato programma. uno dei pochi, l'unico Sì. quasi ai tempi della mia partecipazione a Sanremo, quando la gara era chi parlava peggio Sì. su di me e sulla canzone, lui fu l'unico, e quindi sai quelle cose che lo metti nel libro. Sì, lo tieni, che era nella l'unico vita, che sì. parlava bene di me di Finalmente Tu. Ah, l'unico, sì, pensa non lo te. ricordo ancora. Poi vero, è guarito adesso, ha rotto il disco però. È vero Marino? Ricorrono 11 anni e 10 mesi dalla tua vittoria morale a Sanremo, complimenti. Vittoria morale. E con quale voce, Era il 95. Senti, ma lo sport Lo sport, io potrei parlare con Baldini di Gap Kronos, per esempio, di Eco Kronos o sì, dell'ultimo derby del Trotto. se volete. Ma dai, Sì, lui per me non so neanche di cosa sta parlando. no, Tu già hai capito tutto? Guarda. sì, come no, sono nomi di cavallo. Incredibile. Io sono gentleman driver di Trotto. Sì, e lui guida, Ma dai. ed è anche bravo. Guidi? E Sì. come Morandi ho molti margini di peggioramento. No, è anche bravo, Bravo, Sì, è sapete gentleman. tutto tra di voi cavallari. Sì, noi Incredibile, tutto in- bravi. Ma noi siamo qui Io poi... faccio il cavallo invece. Comaschi, fa il cavallo, quello ti scommette subito su di te. Volevo allora, intanto Gianni, tu tra un po' cominceremo a parlare del tuo CD che si intitola Il tempo migliore. Tra l'altro grazie per il libro che mi hai mandato a casa, dovreste vedere la dedica che mi ha fatto. Sono sempre più bastardo, il più infimo, il più vigliacco, mi ha detto un sacco di parole. il libro è bianco? Ma ti voglio sempre bene, Gianni Morandi. bene, dai. Ce l'ho a casa, allora c'ho i telegatti, il nastro d'argento
C'ho qualche tapiro e poi questo tra i premi ce l'ho aperto con la dedica di Gianni Morandi. Sì. Senti, dopo proveremo a chiamare Mike Buongiorno, Chiamiamo, certo. in diretta. Mi ha lanciato lui, lo sai. Davvero? Lui lo dice sempre, l'ho lanciato io, quello lì. Allora, adesso vediamo se ci sono notizie. L'Osservatore Romano. Sì. L'Osservatore Romano, dopo l'occupazione in Turchia della cattedrale di Santa Sofia, basta con la satira dei lupi grigi. Benissimo. Fine, malissimo. No, perché? Parlavamo dei Boy Scout, dei lupetti. Attenzione, dopo l'intervista al Libero, Sì. Libero sul suo ritiro, Berlusconi fa un passo indietro e si sposta di 20 centimetri. Sì, incredibile. Ma vero. I giocatori devono stare bene sulla Questo linea. Bergomi sempre, ecco. Adesso ci colleghiamo con il Quirinale, Gianni, sì. che c'è il nostro presidente Giorgio. Sì, e vediamo, Giorgio, sentiamo sì. cosa sta dire. combinando. Chiamiamo, prego. Certo. Dai, adesso ci mettiamo in contatto con l'uomo più importante di tutta la nazione, proprio. Sentiamo. Pronto? Centralina Quirinale, buongiorno, Sì. grazie per avermi definito l'uomo più importante di tutta la nazione. No. Centralista è un lavoro importante, ma io non mi sono mai montato. Ma non mi riferivo a lei, ma a una persona molto più ammirata di lei, a cui tutti guardano con interesse e spesso con piacere. Che c'entra il calendario della Ferilli, scusate. Ma no, ma che feri? Parlavo del Presidente della Repubblica, dai. Ma chi, Giorgetto? Sì. Un attimo. Sì. Lolli, un attimo. Che vedo, attenda un attimo, Sì, vediamo sentiamo. un attimo, trovo, Sì, un attimo. sì, ok. Nel frattempo vi lascio la musichetta registrata. La musichetta, dai, della. Questa è sempre la musichetta. Siete in linea con il centralino automatico del nuovo Quirinale napolitano. Sì. Se desiderate la Renault Clio versione presidenziale per sentirsi una first lady al volante, digitare 1. No, grazie. Se desiderate il gelato al gusto partenopeo che si scioglie solo il 19 settembre San Gennaro, digitare 2. Neanche, non ci Se interessa. desiderate la Barbie Iervolino con... Adesso devo andare avanti. Se desiderate la Barbie Iervolino con Ken che decide di diventare gay, digitare 3. No, grazie. Vorremmo parlare con il presidente, se possibile. Un attimo che provo a mettermi in contatto con il senatore a vita Oscar Luigi Scalfaro. Un attimo, Giorgio! Radio! Sì, sentiamo. Sì. Care paesane e care paesane. Sì. Che è sta roba? Un attimo. Stiamo qua io e il senatore a vita Oscar Luigi Scalfaro, Sì. impegnati in una delicata operazione culturale. Si può sapere che state facendo? Che fate? Mi sento i rumori. Stiamo montando una libreria dell'Ikea. Ma pensa. Modello. Sì? Lexvik Glund. C'hanno tutti questi nomi, sì. Che solo per pronunciare un nome da libreria maggio slogata una mascella. Riuscite a montarla, lei e il senatore a vita? Ci siamo divisi i compiti. Cioè? Io appoggio lo scaffale. Sì. E il senatore a vita. Certo. Sentiamo i rumori sempre in sottofondo. Il problema è che Oscar Luigi ha perso le istruzioni. Sì. Clio! Il presidente chiama la moglie. La signora Clio, la moglie del presidente. Clio, piglia l'agenda, vai alla M, ministro istruzione. Perché di sei? Non c'è? Vedi per cognome, vai alla I, istruzione ministro. Visto che ce l'abbiamo sto ministro dell'istruzione, ci facciamo dare le istruzioni per montare. Certo. Cazzarola e libreria. Senta presidente, nel frattempo fra una vita e l'altra vuol fare un discorso al paese? Certamente. Telefono è dato. Un discorso fresco, appena arrivate insieme alle zeppole da colazione. Sì. Ecco. Care paesane e care paesane. Sì.
prese in collinenti Sì. angiuso. Presidente, scusi, ma questa è una canzone? No, Baldini, questa volta ha sbagliato. È il nome di un comodino dell'Ikea. Si chiama così. E Pensa poi vi saluto perché Oscar Luigi sta mantenendo con una mano 3 scaffali. addirittura. Immaginavo. È cascato tutte cose. E a immaginavo. questo punto vi dico solo, viva l'Italia, viva la Costituzione, forza Napoli e viva la vodka assoluta. Vabbè, grazie al Presidente. Ci ha messo pure la vodka. Gianni Morandi, Gianni Ecco. Morandi, che abbiamo visto nel recente spettacolo televisivo Non facciamoci prendere dal panico, da cui noi abbiamo attinto una parodia, abbiamo giocato e devo dire che Gianni Morandi nella prima versione della nostra incursione su Rai 1 mi chiamasti la sera stessa, perché sai, eravamo un po' lì, non è che si arrabbia Gianni, chi lo sa, invece Gianni Morandi ha dimostrato ancora una volta di essere la persona grande che è, sia come artista che come è andato uomo, in TV con l'Ascia, che ti come ricordi? maratonetta, sì, poi andasti in TV con l'Ascia. Con l'Ascia. Sì, in seguito alla vostra parodia io ci sono andato dietro, che però devo fare ormai. Ci fa tanto divertire pensare Però che la tu gente mi guarda un po' con sospetto. adesso non è più come prima. Mi fa un autografo e metto una mano. Hai visto metto mai un po' la che- mano. Ti chiedono l'autografo con una mano, capito? Senti, scusami Gianni, se allora attenzione, c'è una notizia. Vai. C'è una notizia. No, Che lasciamo succede? stare. Meglio non. darla Ho perché già capito. stiamo. Sì. No, dicevo, prima di parlare delle tue nuove canzoni, tra l'altro voglio dirti subito che il maestro Cremonesi, che salutiamo, Salutiamo, ha già sì. preparato, ha tirato giù, come si dice, ha tirato giù il singolo, Il tempo che- migliore. il tempo migliore che Andiamo. potrei fare proprio dal vivo, ma prima consentimi, mi devi proprio consentire, perché c'ho qui, mi sono preparato una serie di canzoni belle, ma proprio belle, che tu hai eseguito. Ovviamente quella che sto cercando Non c'è. chiaramente non c'è. Era un classico. Occhi di ragazzi. Occhi ragazzi, sono delle canzoni che quando a me mi fanno impazzire. Se tu mi consenti di cantarla con te io la inizio e poi tu la prosegui e poi io la ricontinuo e poi tu la prosegui e poi la finiamo. Che la gente non capisce quando canti tu e quando No, ma io canto con la mia voce, Occhi di ragazza, quanti cieli, quanti mari che m'aspettano. Occhi di ragazza, se vi guardo, vedo i sogni che farò. Partiremo insieme per un viaggio, per città che non conosco. Quante primavere che verranno e felici ci faranno, sono già negli occhi tuoi. Signori, Gianni Morandi. Occhi di ragazzi, io vi parlo coi silenzi dell'amore. E riesco a dire tante cose che la bocca non dirà. Quando ti risvegli la mattina, tutto il sole nei tuoi occhi. Quando si fa notte, nella notte dei tuoi occhi c'è una luce che mi porta fino a te. Un giorno in loro scoprirò. Non vedevo l'ora di fare questo. L'ho visto quello che tu nasconderai. Occhi di ragazza, questo viaggio prima o poi sarà finito. Una spiaggia vuota, senza mare, io dovrò vedere in voi. Occhi di ragazza, quanto male vi farete perdonare. Vai Gianni. L'acqua di una lacrima d'addio sarà l'ultimo regalo che da voi riceverò. Ancora. L'acqua di una lacrima d'addio sarà l'ultimo regalo che da voi riceverò. Gianni Morandi e
Gianni Fiorello per voi con questa meravigliosa canzone. Abbiamo un collegamento specialissimo con gli Stati Uniti d'America. Ah, sì. Perché oggi, come sapete, è il Thanksgiving e noi abbiamo un collegamento. Allora, amici, dillo piano. Fallo, c'è proprio perché non se lo possono neanche immaginare con chi ci stiamo collegando. Gianni, è una roba incredibile. Allora, voi sapete che il Thanksgiving sarebbe il giorno del ringraziamento, lo sapete, no? Qual è il piatto tipico di questa festa? È il tacchino, esatto. Noi, attenzione, incredibile, ma abbiamo al telefono un tacchino. C'è poco da ridere, l'abbiamo chiamato, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, come va? Oggi è una giornataccia. Capisco, il giorno del ringraziamento, insomma. Infatti, lo ringraziamo ogni volta che scampiamo, si va un po' a culo. Lo so. Senta, ma lei non è molto americano, non c'ha l'accento americano? No, guarda, sono un tacchino con origini milanesi, Testina. Ho capito. Lo conosci mio zio? Chi era? Era nella moda, si chiama Sergio. Sergio Tacchini. Ma presente le magliette? Sì, certo. Magliette. Senta, magliette... con la T, quella lì. Senta, ma come mai lei è salvo? Dovrebbe essere. Sono mica un pirla. Sono imboscato. Imboscato. Come sei imboscato? Scusi? Sono vestito da zoccola, da pantegano. Da topone, ho capito. Sì. Almeno faccio schifo e non mi mangiano. Ho capito. È un bel problema, insomma, per voi tacchini, Questa Stina, storia deve finire. Ho capito, come fa? Ci stiamo organizzando qui a New York, con un'associazione. Che associazione è? Si chiama l'ATM. ATM? Sì, Associazione Tacchini Martiri. Ho capito. E che fate in questa associazione? Posso dire? Prego. Sorridi. No, rido, sa, questo rumore è un po' inconsueto per noi umani. E che fate con questa associazione? Raccogliamo firme perché vogliamo abolire il Thanksgiving. Poi vogliamo abolire tutte le ricette sui tacchini. Dal tacchino ripieno al tacchino a cacciatara. Certo. Capito la furbata? Cioè? No, se non hanno le ricette, cacchio cucinano. Ha ragione, sì. Adesso me ne vado che sta passando uno stronzo. Uno che ti vuole cucinare? No, sono vestito a pantegana, sono nelle fogne, sta passando. Uno stronzo. Grazie al tacchino. Eccolo qua. Con i potenti mezzi di Viva Radio 2 riusciamo a parlare anche con i tacchini, Gianni. Che ci vuole? Abbiamo una radiopromozione, mi dicono, lo ricorda Sergio Valsania. Però prima della radiopromozione posso dare il microfono a un ragazzo che è qua vicino? Allora, tu sai chi è lui? Sì. Chi è? Andrea? Sì, l'hai detto prima. Perroni. Allora, questo secondo me è uno dei nuovi talenti giovani che stanno emergendo in Italia, come diciamo entertainment l'imitazione di è conosciuto meglio per un'imitazione che riguarda lo sport. Rimanete qua. Che è Sandro Piccinini, che io vorrei che Sandro Piccinini desse un saluto a noi qui di Viva Radio 2 e anche a Gianni Morandi prima della telepromozione. Ciao Sandro, come va? Grazie, un saluto e un abbraccio a tutti quanti, grazie a Lucia Blini, a Gianni Morandi. Mettiti in piedi così vediamo i gesti che fai. Saluto e un abbraccio a Poppi Bonici, a Matteo Dotto, a tutti quanti. Ciao Fiore. Gianni, io canto sempre le tue canzoni. Ma dai. Assolutamente sì. Con Quando la sono voce nei tua camerini così? dedico a Lucia Blini delle canzoni. E com'è che fanno le canzoni? Fighissime, non so, potrei cantarti Fatti mandare dalla mamma. Come viene da... Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, attenzione. Sciabolata? Senti, ma facciamo così, ti chiedo un personaggio che l'ho sentito imitare nei corridoi, un personaggio dei reality show un po' opinionista. C'era presente Tonon? Ah sì. Come fa Tonon? Ma viva Dio, Gianni Morandi per me è uno dei più bravi. Cioè così. È uno dei più bravi. Che io ho mai sentito, veramente. Adesso mi fa sentire ste Shakira, queste qua che fanno vedere soltanto le tagliette, ma Gianni Morandi era un'altra musica, era un'altra cosa, voglio dire. È uguale. Senti, invece Matarrese, che dici? Adesso gioco calcio e lo stiamo. Noi stiamo cercando
spostare la Coppa Italia martedì con Freo Vincenzo. Come ho detto, scusi? Dico, se non c'è la Coppa Italia, mercoledì come Freo Vincenzo, adesso veniamo in provincia di Trani. Che succede? C'è la Coppa Italia. Sembra gioco calcio. Lui dice solo questo. Signore Andrea Perrone, su Italia 1. Su Italia 1, come si chiama il programma studio? Vita al campionato. Vita al campionato con Magda Gomes e Mino Taveri. Però delle vecchie imitazioni, tu dei classici chi fai? Califano. I due Califani che si incontrano, senti. Ma mio non sai Vincenzo bello. Ma che sta bello? È bello un dialogo tutto così. Ma che sta parlando come? No, ma dove vai? Manca l'orto, restiamo a posto. Scusa, ma un vecchio Lino Banfi, che ne so? Ma Lino Banfi è vecchissimo per questo motivo, c'è il 555, 442. La vecchia scuola. L'Evergreen per antonomasia. Scusi, Lino Banfi, mi lanci la pubblicità perché sennò il nostro Valsania è diventato verde. Vada, Da che è diventato verde, diventa anche marrone, direttamente pubblicità e non ci cazziamo nessuno adesso. Qualità e stile made in Italy. Nero Giardini firma scarpe e accessori di successo, frutto di una tradizione tutta italiana. Protagonisti dell'inverno Nero Giardini sono gli stivali, grintosi e moderni, in tantissimi modelli per uomo e donna, urban chic, cavallerizzi, camperos, texani e gli intramontabili anfibi e biker. E in più, tante proposte di borse e cinture, tutti realizzati solo con pellami naturali. Nero Giardini, tutta la sicurezza di un marchio italiano con un rapporto qualità-prezzo imbattibile. Scegli Nero Giardini, scegli il vero made in Italy. Rieccoci, viva Radio 2, via Asiago. Allora, tra poco abbiamo il collegamento con il tribunale. Sì, nel frattempo Gianni è sempre con noi perché poi dedicheremo parte della trasmissione a lui proprio, a te che ti puoi scatenare, Gianni, e fare quello che abbiamo già fatto. Ma va, che abbiamo fatto. Tra l'altro ho sentito un signore stamattina, ti vi ricordate quando eravamo al bar, stavamo per venire qui a mi ferma un signore per strada e mi fa: "Oh, avete Morandi oggi?" Sì, ma avete letto il libro? E io ho detto, sinceramente ancora no, me l'hanno dato da qualche giorno, io devo finire quello di mia sorella ancora. Sì, che è quello dell'anno scorso però. No, perché io non sono un grandissimo lettore, però ho i miei tempi, poi alla fine leggo, Sì. Cioè nell'ordine c'ho quello di mia sorella che sto finendo. Posso dire una cosa? Adesso sembra pure che uno fa, oh, il libro di mia sorella è bello. Cioè adesso non... Dice, ma è una battuta o è no, vero? No. È scritto proprio bellissimo. So che sembra strano, dice, certo, il fratello che fa la sorella, che vuoi dire? No, non avrei detto nulla. Siccome invece è bello, mi ha fatto quasi commuovere, ho detto, allora, nell'ordine c'ho mia sorella, poi c'ho Gianni Morandi, perché dopo, e poi c'ho Ammanniti, e poi c'ho pure Faletti, solo che Faletti ci mettono 6 anni perché è una roba 2000 pagine, 650.000 pagine. E lo signore fa, no, ma lo devi leggere, ci sono delle cose, dei racconti, ma raccontato così, però io devo andare in radio, guarda, poi no, ma quella del vestito bianco gliela devi dire. Cos'è sta storia del vestito bianco? Ma la diciamo, dobbiamo dire. Sì. Ah no, è la storia di un concerto che ho fatto il 15 di agosto del 1983 a Falerna. Lo sai dov'è Falerna? Falerna, sì, ci hanno fatto un film, Falerno famosi. Vicino a Reggio Calabria. E c'era un locale pienissimo di gente, io ero vestito di bianco e durante il concerto ho cominciato ad avere dei problemi intestinali. Succede. Una roba una cosa devastante. Seconda canzone, terza canzone, quarta canzone, e dico adesso resisto, si ferma. Non potevo andare da nessuna parte perché era proprio eri bloccato, pieno di gente. Ho visto che c'era una rete dietro che dava su un campo di pomodori dietro, era appoggiato così. Però cercavo il momento perché era durissima. Cosa durissima? Era dovuta trattenere. Certo. Stavo male, ma proprio male. E a un certo momento, quando proprio ho sentito che non ce la facevo più, sono sparito con un salto dall'altra parte. Fatti mandare dalla mano!
E in quel momento nel campo di pomodori è esploso tutto, mentre eri in aria tu. Allora sto vestito bianco, ti immagini. E la canzone Scende la pioggia. Quindi tu mi vuoi dire che il vestito bianco il vestito bianco era diventato un po' marroncino. Quindi è successo e tu l'hai raccontata nel libro. L'ho raccontato. Ma è incredibile. Tutti scrivono libri, io ho fatto questo, ho fatto l'altro. Se uno racconta cose vere, certo. Queste sono cose che succedono. A me non molto tempo fa. Sì, sei scappato un mese dall'ombra, fa ero in diretta qui con lui. La mattina andiamo. Ciao! E me ne sono andato, lui è rimasto qui. Abbiamo messo un disco. Poi, e quindi io non potevo potevi. scappare. Succede, ragazzi, vi posso assicurare che su di freddo, vero? Sì, abbastanza. E lì canti su di noi. Lì veramente succede. C'è una bellissima storia di poker invece che riguarda te, bene. Che riguarda lui. Non una partita fra me e lui, però una partita importante dove di poker ce la racconti dopo? Mi sono giocato molto. Hai vinto? No. Quelle più belle sicuramente c'entrerà in qualche modo, c'entra Pupo. Non so non c'entra Pupo. Allora, fermiamoci un attimo. Cosa abbiamo, ragazzi? Pochi Bonnici, che c'è una ringa incredibile perché si parla andiamo di legge, al di tribunale giustizia, qua davanti dove c'è il tribunale appunto penale, dove c'è l'avvocato Messina e le sue arringhe. Sentiamo. Le incredibili arringhe dell'avvocato Messina. Sentiamo un po' oggi dove vanno a parlare. Signor giudici! Già è incazzato. Signor giudici! Signori della corte! Avvocato, non si può bere sul lavoro, Silenzio! Oggi siamo in quest'aula per giudicare l'ingiudicabile. Alla vostra. Per condannare l'incondannabile. E soprattutto per sbrogliare matasse e per incriminare l'incriminabile e così via, perché non me ne vengono più. Vabbè. Avvocato. Sì. Avvocato, l'imputato è accusato di usura, estorsione e omicidio. Alla faccia. Tutto qui. Una persona. Vede che ho ragione io. Siamo qui per 3 cose trascurabili. Insomma. Ma visto che proprio dobbiamo celebrare questo processo, andiamo per gradi. Sono curioso. E incominciamo col chiederci chi siamo noi per dire chi è Caino e chi è Abele, signor Moreno. Chi siamo noi per dire se è più alto il Monte Bianco o l'Everest? L'Everest, Se è più buona la Pepsi o la Coca-Cola? Analizziamo ora il capo di imputazione. Intanto ci sembra che il termine usura sia un po' forte e sinceramente, se mi consente, anche un poco offensivo. Guardatelo sto volo. Vista la faccia. Noi preferiamo chiamarlo prestito. E siccome il prestito non è un reato ma un bel gesto altruista, il primo caso d'accusa decade immediatamente. Ma il suo cliente applicava un 20% al mese di interesse. Avvocato, ha mai provato, signor giudice, a chiedere un mutuo in banca? Vabbè, che c'entra? Silenzio. Lei ha mai provato a chiedere un mutuo in banca? Certo, costa un po' di meno, molto. Ma deve fermare un sacco di fogli, portare un sacco di documenti, pure la carta d'identità. È il minimo, cioè che... E spesso manco te lo danno. Il mio cliente invece non ha battuto ciglio. Credo io. Gli ha dato i soldi così, sulla parola. 20%. Pensate, signor giudice, si è fedato. E ora guardi dove si trova. Guardi, e meno male che ci sono io a difenderlo. Pensi che ci fosse stato l'avvocato d'Andrea a difendere. È seduto dietro di lei. Che è l'avvocato di Ballandi. Che ancora come Ballandi non l'hanno arrestato, ancora non lo sa. E con l'estorsione come la mettiamo? L'imputato ha portato via il negozio alla vittima. E allora? Qual è il problema? La banca, se non paghi le rate del mutuo,
te porta via la casa. Scusate, che qual è il problema? E allora vogliamo portare in giudizio anche il Monte dei Paschi di Siena ora? Sì. Oppure condannare la banca del Fucino? O dare l'ergastolo al San Paolo di Torino? Per favore, che poi mi sono sempre chiesto, ma sto San Paolo di Torino è lo stesso che sta pure a Napoli? No, quella è un'altra cosa. E allora se condanniamo questo uomo, che dire di questi che abbandonano i cani per strada, certo. di questi che portano laschi al mare d'agosto, poveraccio, su. di questi che ti dicono che è prosciutto cotto e invece è spalla. E dell'omicidio che ci dice, avvocato? Vostro onore, su questo mi dispiace, ma mi sembra persino inutile discuterne. Tanto che cosa campava a fare? Non aveva un soldo. Gli avevano portato via il negozio e la moglie se la faceva col mio cliente. Pure? Bravo, certo, quindi ha fatto un'opera da bene. Tanto prima o poi si sarebbe suicidato. Del resto non dimentichiamoci che il mio cliente voleva bene alla vittima, era sangue del suo sangue, essendo, e qui c'è la sorpresa, suo fratello. Bravo, pure, Ale. Per cui, signor giudice, sicuro di un vostro verdetto positivo ci legga pena di morte. Visti gli articoli 537, 712, 426 del codice di procedura penale, questo tribunale condanna l'imputato alla pena dell'ergastolo. Come l'ergastolo? Sta zitto. Ma zitto te che E poteva andare peggio, non si sono accorti che eravate fratelli gemelli. Proprio un infame della infame che non si è mai visto. Non si è mai visto, veramente. Non si è mai visto mai una cosa del genere. Allora, dimmi, caro Baldini, abbiamo qui Gianni Morandi, io lo farei ricantare a questo punto, Morandi, se volesse. A questo punto, se tu C'hai un'altra canzone di quelle lì? No. Quali? Quelle là? Non so, una lista lunga. Ma io ho i tuoi classici, perché sai, tante volte ora si tende a dire Morandi, no, ma che fai? Che no, basta, quelli li ho cantate 1000 volte. Ma che è? No, fa sempre Signore della piacere, Corte, che cosa Chi siamo siamo venuti a noi? fare? Chi siamo noi per dire che è Gianni e chi è Che Morandi? esatto. Chi siamo noi per dire quali sono le banane e quali sono i lamponi? lamponi? Guarda, io ci avrei. Facciamo un duetto. Che cosa? Però serio, Sì. Facciamo un duetto su Sei forte papà. Facciamo un duetto Morandi Califano. Ti prego. Ce l'hai? Ce l'ho, sì, Anche allora, la strofa, no? Gli animali. Tutto. Però mi dovete dare 2 testi, ragazzi. 2 testi. No, ormai 2 testi. Forza. 2 testi. Che tonalità è, maestro? La maggiore. Sol. La maggiore. No, la. La. La è un po' altina. La abbassiamo? Sol. Facciamo in sol? Sì, meglio sol. Che mal accompagnato. Gufo con gli occhiali, che sguardo che ha. Mo viva, va. La lepre tutta rossa, che corse che fa. Oh, ma via, me lo sta via nella mignotta. Quel canarino si è ferito e non lo lascio qua. Mo viva, va, così lo spendo e mo mangio. O prendo se vuoi, così guarirà. Quel picchio col martello, che buchi che fa. Quello si droga. Quel topo campagnolo trasloca in città. Lo sai perché da zoga il topo? È frocio. Ma questa mia roulotte mi sembra l'arca di Noè. Sei morto, va. Però ci si sta. Quanti? Stringendoci un po'. Vabbè, questa è una parola grossa, va. Che sta a dire? Andiamo avanti? Quel grillo chiacchierone. Che cazzo ne fa? Bordenca di impazzare. Me lo prendi, papà? Grazie. Era una versione fatta al momento. Hai saltato 20 strofe, ma adesso si fa sul serio. Cremonesi, ce l'hai presente quella canzone di Gianni Morandi che parla di uno strumento musicale? Sì, come no. Sì, come no,
La fisarmonica. Dimmi, c'è una storia di questa canzone. È vero che prima non doveva essere la fisarmonica? Sì, prima doveva essere. Nasce come un pianoforte. Ma dai, e quindi doveva essere il pianoforte. Viene bene stasera. Oppure poi dopo invece. Prima ancora nasce con una canzone per Buon Gusto che diceva io non credevo che tu. Era l'introduzione. Di Buon Gusto? Sì. Com'è? Aspetta. Io non credevo che tu. Scusa, allora. Ti innamorassi. Ok, allora la buongustizziamo. Come? Proviamo, eh? Io non credevo che tu ti innamorassi di me. Io non credevo che tu, Frida, ti innamorassi di me. Bella. E poi invece. E poi Migliacci dice: ma mi sembra che il testo non sia adatto a te. È vero che avete pensato al controfagotto? Pianoforte? No, mandolino. Modugno suggerì il mandolino. Modugno, quindi come verrebbe? Il mandolino. No, non sta bene. E l'idea della fisarmonica di chi fu? Fu di Zambrini, che è l'autore della musica, mezzo romagnolo, che disse: ma dai, solo che era l'epoca dei Beatles, dice: ma dai, la fisarmonica. Così antica, come. Già era vecchia a quei tempi, era antico come strumento. Erano quelli là con le chitarre, sai, i capelli lunghi. E invece poi. Così, signore, è un capolavoro. Chi non conosce la fisarmonica? Anche i giovani oggi la cantano. Casa, sì. Vediamo questa bambina in prima fila. Tu conosci la canzone La fisarmonica? Ce l'ho vicino alla zampogna io proprio, sì. Sì, la fisarmonica, ragazzi, è uno strumento difficilissimo. Lo so, è difficile perché tu la sai suonare, la sai suonare un poco. C'ha tutti quei tastini che devono muovere, che tastini da una sulla parte c'è la tastiera del pianoforte, dall'altra tutti quei bottoni che sono bottoncini. i Beh, a questo punto ora abbiamo chiacchierato, ma adesso che c'è la fisarmonica? C'è anche l'introduzione? Vai. Prova l'introduzione. Vediamo. La fisarmonica bella stasera suona per te, per ricordarti un amore, uno di tanti anni fa. La fisarmonica c'è ancora qui. Ma tu non piangere, non si cancella così, torna più grande che mai il desiderio di te quando vivevi felice con me. Sei di notte, scusa, c'era la luna, qui è meravigliosa, baciavo le tue labbra, era l'ultima volta, te ne andavi da me. Una tonalità ci ha lasciato lungo la incredibile, sì. Però allora cos'è? Abbiamo agenzie che fioccano. Allora l'UDC, sì. Si parla dell'UDC, dice no ad AN, ora UN nel PPE della UE. Fini dichiara e yallalla. Ma non ci credo veramente. Aspetta che c'è una notizia su D'Alema, un attimo me la dico subito. Tu conosci Massimo D'Alema, vero? Vi siete incontrati? Bene. Quando era presidente del Consiglio ci fu anche una leggera polemica. Insieme. Una polemica, no? Perché quest'anno che lui, il presidente del Consiglio, non poteva venire perché sennò Berlusconi nessuno, adesso io che lo sbaglio. Invece poi venne. Chi? Venne D'Alema. D'Alema cantò anche, c'era un ragazzo. Vediamo, il signor D'Alema dichiara: io e Massimo parliamo con gli SMS, dice, ad esempio, prendi del sale e gli scrivo più di su, e TVB significa ti vuole Bertinotti. E se si arrabbia Massimo mi risponde con MSI. Incredibile, ma sei impazzita? Capito?
E beh, sono cose che noi riusciamo ad avere proprio perché siamo proprio ammanicati dentro. Allora Gianni, ti dobbiamo interrompere perché ho visto che un nostro amico adesso sta diventando una pesantezza incredibile, perché ogni giorno si presenta qua una Riccardo Rossi. Buongiorno Fiore. Scusate. Eccomi. Allora, ciao Riccardo. Devo dirti, la conosci? Ciao. Sì. Conosci Riccardo Rossi? Allora, volevo dirti una cosa. Com'è andato? Perché sai che noi gli abbiamo fatto la pubblicità qui del suo spettacolo al Parioli. È andato bene? È andato un trionfo, tanto che la direzione del Teatro Parioli che dice? Mi ha autorizzato a diramare questo comunicato. Allora, domenica 23, invece che a 26 euro, lo dico bene se non si capisce, chi dice la parola magica mi manda Fiorello, paga 20! Solo domenica! Manco lo sapevo io. Allora, hanno detto devi dire questa cosa. Però scusa, mi fai una cosa, mi racconti a Gianni Morandi una parte del tuo spettacolo che a me fa impazzire. Molto volentieri. Gli racconti quella della storia tra Michael Jackson e Albano? Come no? Senti certo. questa Morandi. Allora che succede? Fare una premessa. Dunque Fiore, tu seguimi. Hai 4 minuti di tempo, lo so perché benissimo. No, facciamolo in 20 secondi. Allora, io devo fare una premessa per chiarire chi è Michael Jackson. Michael Jackson, lo capisci, che è un grande, semplicemente, poi lo so, racconto su Michael pure di dagli studi nei quali lavora, l'R&B Audio Studios, Westlake Audio Studios, studi pazzeschi, solo dal nome lo capisci. L'apparato di registrazione di Michael Jackson si chiama Quantum Range Recording Process. L'hanno inventato in esclusiva per lui, solo lui può usarlo, tant'è vero che dopo che hanno finito di registrare il disco lo distruggono per essere sicuri che possa usarlo solo lui. Le dediche sui dischi di Michael Jackson sono fatte a persone straordinarie. La prima è a Gesù Cristo, che lui ringrazia per questo grande dono che gli ha dato. L'altra è ai genitori, che lo riempivano de botte fino a quando non si imparava i passi di danza a memoria. Quindi lui ringrazia. Poi ringrazia Liz Taylor, Walt Disney, Harry Potter, Zorro. Lui ha conosciuto anche i personaggi. Ringrazia chiunque, è un pazzo. I collaboratori di Michael Jackson sono tra i più grandi musicisti mai esistiti al mondo. Paul McCartney gli ha regalato una canzone, Stevie Wonder gli va a suonare sbattendo da tutte le parti l'armonica anche per poche note. Quincy Jones, il più grande produttore di musica black di tutti i tempi, gli ha prodotto i suoi primi 3 album, tra i quali, vi ricordo, c'è Thriller, che ancora oggi è l'album più venduto della storia del mondo, con oltre 50 milioni di copie vendute. È vero. Quindi io mi chiedo, Michael Jackson, che ne sa che Albano esiste? Ma scusa, no? Sei d'accordo con me? Sono d'accordo. Tuttavia, pur di dare retta a questa tesi assurda della storia del plagio da parte di Michael Jackson nei confronti di Albano, io mi sono dovuto immaginare questo. Quincy Jones, che per lavoro deve tenersi aggiornato su tutte le nuove tendenze musicali del mondo, ascolta, non chiedetemi come e perché, un pezzo vecchio che si intitola I cigni di Balacà. Intuisce che può diventare un successo di portata mondiale, mette da parte il rancore che nutriva nei confronti di Michael, che l'aveva scaricato 4 anni prima così senza motivo. Basta Quincy, ma che t'ho fatto? Basta, togli per vedere, e lo manda via. Prende la macchina e vola da lui. È tardi, tardissimo, ma non si può assolutamente perdere tempo. Piove quella notte a Encino, California. Si è preparato pure la pioggia, senti, parte alla fantasia. Allora, ovviamente, fuori dalla residenza di Michael Jackson, che vi ricordo, c'è una montagna russa in giardino, arriva Quincy Jones con la macchina, perché manca a Los Angeles con sto tempo trovi qualcuno. Arriva lì di fuori, il portiere lo riconosce, signor Jones, ma che ci fa lei qui? Sono le 3:30 di notte, poi primi fuori Billy, fuori piove. Ah, ma certo, cosa devo la sua visita? È venuto a trovarmi? No, sono venuto da Michael. Ah, ma lei non può entrare, non c'è il pass. Per favore Billy, se sono le 3:30 di notte, cerca di far inventare tutto. Parte quindi una richiesta per svegliare Michael, perché per entrare nella villa di Michael di notte solo lui può dare l'autorizzazione, no? Non lo trovavano perché avete provato sull'ottovolante? No, con sto tempo oggi non si è visto. Allora provate nel teatro, perché Michael Jackson c'ha un piccolo teatro. Si è visto oggi? No, non è venuto. Provate al casino interno, solo i croupier da soli che giocavano con le slot. Niente. Nel supermercato c'è Michael Jackson, un piccolo supermercatino in villa. Lui va lì, prendono yogurt, una banana, il latte. Quant'è? $2? Gli dispiace signore? No, c'è problema. Molto carino con lui. Proprio una cosa...
finalmente trovano Michael Jackson e gli dicono: oh, c'è Quincy Jones all'entrata, lo mandiamo via. Ma che siete matti, fatelo entrare subito, no? Torna il fax e finalmente, dopo 20 minuti di curve, Michael Jackson riesce ad arrivare nella residenza e Quincy Jones riesce ad arrivare nella residenza di Michael Jackson, dove fuori d'attento sono 4 valletti che si inchinano prostrandosi per terra. Arriva nello studiolo di Michael Jackson, si siede su un divano e aspetta Michael. Nel frattempo tutti i bambini erano stati mandati via. Certo. Entra Michael Jackson in vestaglia, una larva. Quincy lo guarda e gli dice pure una patetica bugia: ti trovi in forma? Vabbè, grazie. Comunque, Quincy, dimmi, banda le ciance, a cosa debbo la tua visita? Guarda, ti ho portato questo pezzo che devi assolutamente sentire. Ah, va bene, dimmi qual è? E gli dà 45 giri dei Cigni del Banacà. Di Albano. Dice, ma che è sta cosa? Questo è un pezzo stupendo, devi sentire subito, Michael. Guarda, io ti ringrazio, ma io qui c'ho Quantum Range Record in processo, c'ho il minidisc, c'ho il computer, c'ho cose, ma io un giradischi proprio non ce l'ho. Allora, Michael, non hai capito? Io ti ho portato l'oro puro! Devi trovare subito un giradischi, cercalo subito! A risveglia tutti i collaboratori nella villa. E finalmente nell'ala museale, accanto allo scheletro di Elephant Man, perché Michael si è comprato pure quello, trovano un giradischi, sai quello vecchio Lesa con la puntina Ortofon? Andava a 125, lo prendono, lo portano dentro lo studio di Michael Jackson e finalmente con tutti i collaboratori ormai svegli, tutti insieme possono sentire questo pezzo. Grande genio indiano, dolce sognatore, quanto dolore. Ammazza! È ma lo sai che è forte questo pezzo? È fortissimo! Ma come fai, Quincy? Guarda, non lo so nemmeno io. Ok, ma come lo riarrangiamo? Bisogna riarrangiarlo, no? Lo riarrangiamo senz'altro. E come pensavi di farlo? Dimmi, Quincy, spiegami la tua arte. Allora, guarda, noi chiamiamo una grande orchestra d'archi. E sai chi chiamiamo a dirigerla? Johnny Mandel, il più grande orchestratore di tutti i brani di Frank Sinatra. This is a marvelous song by Cole Porter, orchestrated by Johnny Mandel. Lo senti? Proprio lui, Johnny Mandel, Frank, amici, ok. Senti, i cori? Beh, i cori ci vogliono, Chi chiamiamo? Ma pensavo i Berliner Philharmonic. Esagerato. No, che problema c'è? I Berliner che ho ammabbato io, Claudio, lo conosco da una vita. I Berliner Philharmonic! Capisci, chiamano tutti. Senti, le tastiere ci vogliono. Chiamiamo Greg Philly Gaines, il più grande programmatore di tastiere digitali dell'epoca. Aveva lavorato con Elton John, con Diana Ross, con chiunque. Ok, prendiamo lui. Senti che tastiere, fiore? Delle tastiere pazzesche. Ok, senti, e chi lo missa? Bruce Sweden. Ma chi è? È l'unico uomo che sa utilizzare il Quantum Range Record in processo. Come mai? L'ha inventato lui. Ah, vabbè, ok. Allora, come avrete capito, nello studiolo di Michael Jackson, a Encino, California, Michael Jackson in vestaglia, Quincy Jones redivivo, sta prendendo piede questa ipotesi di pezzo che si intitolerà Will You Be There e che uscirà in tutto il mondo il 26 novembre del 1991. Michael guarda Quincy e dice: ragazzi, per Quincy, hip hip, urrà! Tutti che meraviglia, arriva lo champagne, brindano, che meraviglia, finalmente rivendiamo qualche disco. Tutti stanno facendo il brindisi fino a quando uno dei collaboratori di Michael Jackson cosa dice? No, scusate ragazzi, manca solo la pratica per l'acquisto dei diritti d'autore, chiamo io lo studio legale, chiamo io Tommy Mottola. E che dice Michael Jackson? No, che mi frega, la rubo. Michael, ma che dici? No, che mi frega, la rubo, se no non la faccio. Michael, non puoi rubare un pezzo del genere, se ne accorgeranno tutti, se ne accorgerà anche lui, anche Albano. No, la rubo, se no non la faccio. Ah, Michael, ma costeranno 500.000 lire i diritti di questa canzone d'Albano. No, la voglio rubare. Michael Jackson, che ha comprato i diritti di tutte le 185 canzoni dei Beatles, decide di rubare un pezzo d'Albano. Ma, scusa, com'è? Aspetta. Fiore, ti prego, ti devo dire. Però vediamo le retroscene è pazzesco. Allora senti, dissolvenza, Cellino San Marco, Puglia profonda. Senti le cicale della Puglia cosa sono? Un macello. In questa terra arsa, secca, dove le uniche regine sono queste cicale, arriva a un certo punto nella residenza di Albano un trullo. Arriva il figliolo Yaris da Toyota, si chiama così, dice papà guarda,
e gli fa vedere il CD di Michael Jackson. Oddio figlio mio, che cos'è questo disco luminescente? Papà, ma questo è il CD, ma che è? È il nuovo modo di fare musica. Ma io qua c'ho solo un giradischi, ma come faccio a sentirlo? E vieni papà, c'ho il CD di Serena Iari, non lo sapevo. E finalmente Albano può sentire questo pezzo e dice: ammazza, bello sto pezzo, cos'è? Ah papà, ma hai scritto tu? No, ti ringrazio figlio mio. Io purtroppo non so scrivere questa musica così bella, sei gentile, sei carino, ma purtroppo non è di papà. Ah papà, ma non lo senti che qua lei ci deve balagà? È uguale, ma non era sua! Riccardo Rossi! Grazie! E di queste storie nel suo spettacolo ce ne sono veramente, ma veramente tante. Abbiamo la pubblicità e dopo torniamo con Gianni Morandi. Vai. Grazie Riccardo! Grazie! Legionari, vessilli, triremi. Quale comandante riuscirà a lasciare il proprio segno nella storia e diventare l'imperatore? Aleia Iacta Est, il dado è tratto. L'impero è stato creato. S.P. Curisico, tutta un'altra storia. Arrivano Aldo, Giovanni e Giacomo con lo spettacolo più applaudito della stagione. Abbiamo fatto la revisione di questo motociclo? Certo. Non vedo il bollino blu. Ma non è mica una banana. Unplugged al cinema, dal 24 novembre nelle migliori sale. Facciamo notte, in inglese Fahrenheit. Cosa vuoi di più dalla vita? Un Lucano. Amaro Lucano. Voglio il meglio. Ore. Ti sei perso? Allora ritrovati in Trentino e divertiti con gli amici in una vacanza sulla neve. Trentino, sopra le aspettative. www.trentino.to. Ciao ragazzi! Arriva il nuovo film La Gang del Bosco e per l'occasione AMD lancia una speciale promozione. Che cos'è? Acquista subito un notebook HP Pavilion con tecnologia mobile AMD Turion 64X2 Dual Core a €799. Potrai vincere un fantastico viaggio per 4 persone a San Francisco e 20 fotocamere digitali HP. AMD, che ha animato il cartoon DreamWorks con i suoi processori, ti offre questa straordinaria promozione fino al 29 novembre. Corri da Euronics. Regolamento disponibile nei punti vendita aderenti. Uliveto e Rocchetta, acque della salute, sono molto utili al tuo benessere. Uliveto ti aiuta a digerire meglio e a vivere in forma. Rocchetta ti depura da tossine e liquidi in eccesso. Perché? Su acquedellasalute.it troverai i lavori scientifici di autorevoli università sulle loro proprietà salutistiche. www.acquedellasalute.it. Buongiorno, mi farebbe un prestito personale che non fa una piega? Certo, cucito in rate piccole o grandi? Da Neos Banca confezioniamo ogni giorno prestiti fino a 30.000 euro, tagliati su misura con rata allegra, in importi piccoli, medi o grandi, con prima rata dopo 6 mesi. Ordina un appuntamento da Neos al numero verde 800 300 001 sul sito neosbanca.com o sulle pagine bianche alla voce Finanziamenti Neos. Pubblicità, fogli informativi in succursali e agenzie, offerta subordinata all'accettazione di Neos. Attenzione! Rieccoci! Allora Gianni si sta già preparando per il nuovo singolo che ci canterà dal vivo, ma noi diamo un attimo spazio dopo Riccardo Rossi alla cultura. Certo. La cultura abbiamo con noi Umberto Eco. Ecco, professore, volevo dirle che sono molto lieto di averla nuovamente qua. È lieto solo lei? E Fiorello? Fiorello anche. Fiorello. Anche Fiorello. Ecco Baldini, lei dice anche, ma con questa parola anche intende la congiunzione sinonimo di pure o dice anche come plurale di anca, ovvero nome collettivo corrispondente tolemaicamente al più rosacrociano culo? No. Attento professore, chi pronuncia certe parole in radio il nostro direttore se lo mangia. Anacoluto. Ma adesso non offendiamo professore Anacoluto. Ma no Baldini, dicevo che lei ha fatto un anacoluto. Ha detto questa frase: chi pronuncia certe parole il direttore se lo mangia. Un costrutto sintattico non conseguente, elegante fobi. Ho capito. Per una frase così o si abbeverà
andato alla fonte della cultura o si è beverato con troppo tavernello a pranzo? La seconda che ha detto, professore. Però è strano, tutta questa disquisizione culturale è partita da quella parola lì, quella formata dai glutei. Per Ecco, capirsi. Baldini, lei dice glutei. Sì. Ma allora deglutire significa ingoiare il fondo schiena. Ma no, professore, non ha capito. È un argomento che preferirei meglio non toccare. Non lo toccherà lei, Baldini. Ma parli per lei. Va bene, Io quando vedo uno di quelli che lo stesso Ugo Foscolo nella poesia Alla sera definiva culo che parla, vado di arto defunto. Arto defunto? È un modo letterario per definire la mano morta. Ho capito, vabbè. Professore, terminiamo qui oggi, che è meglio. Grazie per essere stato con noi. Ma sono io che porgo a voi i miei ringraziamenti, così come li porgetti al rettore dell'università quella volta. Professore, ha sbagliato. Che cosa ho detto? Si dice porsi. Lei ha detto porgetti. No, non monti la disperazione oggi. Ho detto porgetti. Sì, professore, si dice porsi, mi dispiace. Sì, abbiamo sempre. Non lo so, professore. Vabbè, però oggi l'ha presa bene, Io meno sono male. Umberto Eco. Lo so, professore, Umberto, io Marco Baldini, però lei ha detto porgetti. Abbiamo sentito. Vabbè, no, l'aveva presa bene, no, lo sapevo io. No, non si adombri, professore, non si disperi. Oggi così. Non si arrabbi. No, ecco, sì. No, ecco, è partito, sta partendo, sta decollando verso il cielo. Eccolo. Prende la rincorsa lunga. È partito lungo la stanza, riplana verso il basso. Ecco, una volta. 2, 3, 4. Sì. Grazie professore, niente. Svolazza. Grazie professore. Ma che roba! Gianni Morandi, scusaci, ma Umberto Eco quando. Mi diverto. Ti diverti? Tu che scuola hai fatto, Gianni? Quinta elementare. Ma dai! Sì. No, ho fatto la terza. Quando mi iscrissi al conservatorio si accorsero che non avevo la terza media. Ma dai! Mi mandarono a scuola serale. Le ho fatte a Torlupara. Ho avuto un bel risultato. Da bambino che facevi? Volevi solo cantare? No, il calzolaio facevo con mio padre. Ma davvero? Che bello il mestiere. Mio nonno faceva il calzolaio. Sì. Ciabattino. Mio nonno faceva il ciabattino che le aggiusta. Mio nonno. Il calzolaio chi le fa, no? Ah sì? C'è sta differenza? Sì. Beh, da noi si chiamavano scappari, per cui scappare. Chi lo fa che le aggiusta? Si diceva, mio nonno faceva Schumacher in tedesco, vuol dire scarparo. Scarparo. Schumacher significa facente le scarpe. È vero. Beh, tanti ne ha fatti. Ma no, dicevo che a me piaceva, non so se capitava anche a te, mio nonno Raffaele faceva il ciabattino, andavo sempre nella bottega sua e mi piaceva l'odore del cuoio bagnato, del mastice, il mastice si chiamava mastice. La pece era meravigliosa e ho in mente questo ricordo di mio nonno che era quello che teneva in bocca i chiodi. Sempre. Cioè si riempiva la bocca di chiodini, e li sputava sulla mano e poi e li piantava. C'è una volta un suo amico dice: "Oh Raffaele, come va?" Pacca sulla spalla, finita lì, No, è un modo. Non ho mai ricordato mio nonno pubblicamente. Mio nonno è un mestiere che ho c'è in comune. E tu hai provato? Ciabattino, sì, aggiustavano. Una volta li aggiustavano le scarpe, le risolavano. Era bello perché tu ti affezionavi alle scarpe, perché le scarpe ti duravano anche 8, 9 anni, anche 10, no? Delle volte, tranne che non ha qualche problema di zoccolo equino, esatto. Era bello però. Senti, invece, chissà quante volte l'hanno fatta questa domanda? La prima volta che qualcuno si accorse di te come cantante, cioè proprio Ma io cantavo con mio padre. Anche lui cantava? Mentre lavoravamo cantavamo. E tipo cosa? Cantavamo nelle stalle, ma un pezzo di villa cantavamo. Tipo?
Ma mio padre cantava solo Vedevo per la città. Bella quella. Mia madre invece fan di Villa cantava Cancello tra le rose, Incantatella, Buongiorno tristezza, queste canzoni. Vecchio Scarpone. Pensa per i tuoi genitori quando poi... No, quello era vero. Vabbè, Vecchio Scarpone ha dato il ciabattino. Perché il cretino forte certo. era, Giusto. certo. Tu pensa quando poi a un certo punto sei diventato rivale di Villa, perché poi vedi dai tuoi genitori erano dei fans. Ma sul libro racconto proprio tutto questo. Mia madre che era fan di Villa, poi un giorno Villa passò da Monghidoro, lo incontrammo con questa Cadillac lunghissima. Ma dai. Poi l'ho rivisto qualche anno dopo. Poi il giorno che è morto era il compleanno di mia madre e il giorno che io vincevo il Festival di Sanremo. Tutta una serie di coincidenze veramente, veramente strane. Comunque io l'ho amato molto Villa. Il Reuccio, facciamo un applauso grande Reuccio. Al grande Reuccio della canzone. 20 anni che manca. 20 anni. Febbraio del 20 anni e tu vincevi Sanremo con Si può dare di più insieme a Tozzi e Ruggeri, che salutiamo. Adesso a questo punto invece il tempo migliore, nel frattempo è andato avanti. Il tempo migliore è quello che stai vivendo oggi. Una domanda marzulliana. Ma... Diciamo così, dai. Sì, mi alzo perché. Vai, puoi andare anche sul palco. Va bene così. Va bene così? Sai, se adesso tu chiedi a me il tempo migliore qual è, fra quelli che ho visto trascorrere, sai, fin da bambino ti direi, ho camminato io, scegliendo il mio modo di vivere, così al sole della mia libertà, col passo leggero che ha. Poi un giorno qualcuno ti fa l'esame di maturità e forse devo ancora rispondere. Così, se adesso tu chiedi a me il più bel tempo qual è, adesso con te, io sto vivendo qui con te, il tempo migliore è il mio presente qui con te, quando ti vedo accanto e mi consolo, penso che non sono solo mai, adesso con te, io sto vivendo qui con te. Sai, la vita ti passa via e alla fine ti dà la somma dei respiri e dei battiti. Sai, è vero che veloce va, balzi da felino fa, imparo a non perdere gli attimi. Così, se adesso tu chiedi a me il più bel tempo qual è, adesso con te, io sto vivendo qui con te, il tempo migliore è il mio presente qui con te, quando ti vedo accanto e mi consolo, penso che non sono solo mai. Adesso con te, io sto vivendo qui con te, il tempo migliore è il mio presente qui con te, se puoi sentire che il mio cuore batte, le passioni ancora intatte sai, adesso con te. Se vuoi sentire che il mio cuore batte, le passioni ancora intatte sai, adesso con te, io sto vivendo qui con te, il tempo migliore è il mio presente qui con te. Gianni Morandi, posso dirti, credo che il pubblico sia d'accordo con me,
proprio in maniera semplice, possiamo dire che è una canzone bella, è proprio una bella canzone. E poi diciamolo, e viva Dio che ogni tanto arriva qualcuno con un CD di inediti, perché veramente qui non ne possiamo più dei cofanetti, non ne possiamo più. I cassonetti? No, di cofanetti, scusa. I cofanetti non ne possiamo più. E quindi quando vengono 15 canzoni, quante sono? Scusa, 10? 12? Sono 12 canzoni inedite, chi le ha scritte? Questa chi l'ha scritta? Questa l'ha scritta Claudio Guidetti e il testo è di Adelio Cogliati. Conosci Cogliati? Guidetti hanno scritto canzoni famose per Ero, Stante, Adesso tu, hanno scritto La più bella cosa. Ne ho fatte tante, anche le ultime, Un'emozione per sempre. Beh, devo dire che è proprio bella, proprio una gran bella canzone, complimenti. Quindi tenete in macchina questo CD per i vostri viaggi, portatevelo dietro. Leggendo il libro. Leggendo, no? E poi devo dire che dal vivo sei sempre un manico, Gianni. Dal manico? Ma sì, che tu sei forte a cantare, non hai imparato? No. A forza di cantare canti bene? Cioè, alla 2000esima qualcosa impara. No, perché 10 anni fa, quando siamo andati a Sanremo, c'era anch'io quella. No, beh, ma no, quello non fa testo. No, però da allora è cambiato veramente. No, ma quella non fa testo, che io quella volta cantai proprio male io, cantai male, quella canzone lì, in quel periodo la cantavo. Quella volta lì l'ho cantata proprio male. Solo quella sera lì? Solo quella sera lì. Poi dal vivo la facevo sempre, capisci? Vuoi sentire come canto? No, ma chissà che ho sentito. Scusa, falla te. Scusa. No. Dai, poniamo come noi facciamo insieme. Cadono. Vai. Allora facciamo una cosa. Adesso cambia tutto. No, hai fatto la tua a dirglielo che l'ha cantata male. No, non è vero. No, conosci questa? Il concerto sei straordinario. No, conosci questa? Certo. La conosci? L'abbiamo cantata insieme a Bologna, ti ricordi? No. Come no? Dove? No, questo c'è il mio mondo. No, questo è Battisti. Ma scusa, allora il mio canto lì? No, è il CD. Madonna. La sai questa? Dove vai? Quando poi resti sola, il ricordo, come sai, non consola. Quando lei mi lasciò, per esempio, trasformai la mia casa in un tempio. Ed allora solo oggi non farnetico più a guarirmi chi fu, ho paura a dirti che sei tu. Oramai fra di noi solo un passo, io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Come può uno scoglio arginare il mare, anche se non voglio, torno già a volare, le distese azzurre e verdi terre e le discese ardite e le risalite su nel cielo aperto e poi giù il deserto. Vai Gianni! E poi ancora in alto con un grande salto. Signori, Gianni Morandi. Fiorello! Grazie, bella, questa me la tengo registrata e me la porto a casa. Duetto con Gianni Morandi serio. Gianni, tu sei padre. Sì. Sei padre e... Ho dei nipoti anche. Sei nonno. E c'è un problema. C'è un problema che in questi giorni sui giornali, il bullismo. A scuola. Se dovessi fare un discorso serio, io secondo me, cioè il mio parere, attenzione, non voglio dare sentenze, ma per me c'è un colpevole, posso dirlo? Vai. Prendo responsabilità. Sì, vai, la vai. rete. La rete? La rete, sì. La rete internet. Cioè ti spiego, quando noi facevamo una bravata, no? Certo. Che facevamo? Io te la raccontavo a te. È finita lì. Finita sì, là. sì, è vero. Adesso che cos'è? Che spinge secondo sempre filmare e far me. vedere, certo. Se io filmo, faccio. No, è vero. Devo fare la cosa più strana che posso fare, così poi la metto in rete
e tutti mi possono vedere. Questa cosa prima non c'era. Quindi ecco, secondo me questo è quello che spinge i giovani, i ragazzi nelle scuole di 15, 14, 13 anni e fanno delle cose inenarrabili. Ora noi abbiamo un ragazzino che spesso viene a trovarci, è molto piccolo. Lo vogliamo intervistare per sapere cosa i bambini si provano davanti a questi bulli, insomma, è proprio perché è piccolo deve essere tutelato. Sentiamo. Ciao Luigino. Ciao. Ecco. Senti, vuoi ricordare a tutti quanti anni hai? Con calma, se non vuoi non importa. Con calma. No, non ti arrabbiare, non ti ho chiesto quanti anni hai. 4. In realtà sono 4 anni che ho 4 anni. Ah sì, è molto che lo sai che nella mia classe ci sono i bulli. Ah, e ti hanno importunato? Sì. Uno mi si è avvicinato e mi ha detto dammi il tuo telefonino. E tu cosa gli hai risposto? No. E lui che ti ha detto? Niente. Ah, meno male. E lì, sdraiato per terra, e guarda il soffitto con gli occhi girati. Sono 2 giorni che non si muove. Lo sai che ho tanta paura. Hai paura che ti diano fastidio ancora? No, figurati. No. Ho paura di non riuscire a prenderli tutti perché scappano. Lo sai che ho l'astuccio delle matite in pelle di pollo. Adesso mi serve uno zainetto. Grazie Luigino. Vedete che succede? Sì. Cos'è? Scusate. Michael Jackson ascolta la radio, attenzione, e dichiara: non fate più cantare a quei due la mia canzone I don't want, but if you want. Vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Incredibile Michael Jackson, veramente. Senti, allora salutiamo, facciamo gli auguri. Allora, intanto siamo sforati, quindi chiamiamo gli spostati. Spost? Eccoci, bravi! Grazie, eravamo qui con Gianni. Ma certo, ma ci mancherebbe. Certo, complimenti, certo. siete forti. La moglie di Sasà che fa gli anni, Felicita. Ciao Felicita, auguri. Italiana, tua moglie Sasà. Salutiamo Felicita. Felicita è felice perché Sasà. Bene, no, dunque poi volevamo aprire un'altra piccola pausa per il nostro Ciccio Bozzi che purtroppo sta cambiando da un periodo a per la questa sua maglietta rosa con la pecorella con sopra. La pecorella poi ha la suoneria che è YMCA e quindi comincia a preoccuparsi. Signora Bozzi da Palermo, ma non solo, Ciccio Manno, tutti gli amici. Ok. Cioè, allora fate qualcosa. Noi possiamo fare un applauso serio stavolta a Gianni Morandi, primo perché è venuto a trovarci, secondo perché abbiamo fatto la parodia di un Gianni Morandi che non è assolutamente corrispondente a verità, ma anzi ma lui continua a dire non si sa. Infatti fuori troviamo la macchina rigata. Vogliamo salutare anche Giampiero Solari che ha fatto parte insieme a Cugia, che è quello che dovrebbe dare i consigli a Gianni Morandi, ma c'è anche Solari qui con Bibi Ballandi che secondo me Ballandi, ti giuro, quando sta nel suo ufficio sai come si veste? C'ha mantello nero, poi c'ha l'elmetto nero e quando cammina fa così. Bibi Fenner, da Fenner. Cos'è la musica questa di Guerra Stellare? Com'era? Sembra la corazzata Potionkin. A me mi sembra veramente la corazzata Potionkin. Quindi grazie a Gianni Morandi. Grazie, grandioso. Ciao. Senti, che dici Gianni? Visto che abbiamo sforato ancora possiamo tenere ancora qualche minuto per tentare la chiamata con Mike Buongiorno dal vivo. Che dite? Ci proviamo? Perché tanto lui a quest'ora non se lo immagina più, dai. Vai, proviamo veloci ragazzi, che sono impostati che devono andare in onda, Poi facciamo i saluti cumulativi per oggi. Ciao a tutti. E ricordandovi che domani non saremo in diretta. Messaggio al numero scopato, premendo 3. Purtroppo. Premendo 3. Pensate, tutti dicono premendo 5, lui no, c'ha il 3. È incredibile, guarda, è incredibile. Riprova nel frattempo dicendo che domani non siamo in diretta perché ci sarà uno speciale Viva Radio 2 delle 2 incursioni televisive che abbiamo fatto, però radiofoniche. Quindi si sentiranno le due, quella dell'8 ottobre e quella del 19. Esatto. La prossima quando sarà?
Qualcuno ha detto il 2 dicembre, qualcuno il 3 dicembre, qualcuno il 15, il 2 suonerebbe bene, però non so. Vabbè, lasciamo stare. Vediamo, dai. Dipende Ballandi quando decide, è lui che decide. Sì, è lui che decide sì o no. Volare bassi per schivare i sassi. Questa è la sua frase che ci sta dicendo in questo periodo. Fa più rumore un albero che cade che 100 che crescono. Squilla. Ci ha buttato giù. Lui lo sa. Proviamo ancora. Lui lo sa che sono io. E butta giù, E butta giù. Ieri abbiamo beccato che comprava i giornali, aveva la fila dietro, lì qui c'è gente, devo comprare i giornali, non posso mica parlare con voi. È vero, dai. Ma c'era anche Baudo ieri. Sì, in collegamento tutte e due. Cosa fa? Parlaci te. Ciao Mike, sono Gianni. Buonasera, come stai? Fiorello, non fare il pirla. Niente. Non rispondo, c'è miseria. Oggi proprio. Pensa di averla scampata, sono le 3:05. Chissà dov'è, mi pagherei oro per sapere dov'è, sulla cyclet come diceva. Compare il numero sul telefonino oppure anonimo? Anonimo. Ma lui lo sa che questo siamo. Gli anonimi siamo noi. Siccome sono le 3:05, 3:06, lui dice hanno già finito, quindi l'ho scampata. Sì, esatto. Zac. Te ne vai? Niente, no, stavolta non rispondo. Non rispondo. Vabbè, dobbiamo finire così, ci dispiace. Ci dispiace, non è però purtroppo. Dai. Ci dispiace tantissimo, veramente. Ma no, io oggi farò una bella deviazione di chiamata, quindi chi chiamerà me lo devio tutto sul numero di Marco. Fantastico. Così vogliamo dare il suo numero in diretta a tutti? No, però è bello, è bello. Comunque, guarda, allora facciamo una cosa, noi possiamo farlo, Noi diamo un numero di cellulare, lo possiamo dare a tutti i nostri ascoltatori, voi chiamate quel numero, noi facciamo la deviazione sul suo numero così non sveliamo qual è il suo vero numero e potrete parlare con lui magari prossima settimana. Sì, lo facciamo. Finisce qui Radio 2, saluti cumulativi a tutta l'orchestra, a tutti i autori. Abbiamo Andrea Perroni con noi, grazie. Riccardo Rossi, Gianni Morandi. Chi? Sì, Riccardo Rossi. Grazie a Bibi, Ballandi, Gianpiero Solari, la nostra Susan e tutti quanti. Ciao, domani the best. Domani the best, non mancate. Ciao. Vai, spostati, tocca a voi.